Oggi risveglio abbastanza insolito qui all'interno di questo campeggio. Come dicevo negli scorsi video, questa è una zona molto complicata per la Libera. Ci troviamo sull'altopiano del Golgo. Oggi partiremo da qua e proveremo a percorrere una strada molto wild. Vediamo se c'è la possibilità di riuscire a percorrerla con Johnny. Sono molto curioso di vedere cosa ci aspetta. Ci aspettano circa 15 km di strada sterrata. Il primo pezzo teoricamente è una strada che non conosco, però teoricamente il primo pezzo dovrebbe essere in buone condizioni. L'ultimo pezzo ci dovrebbero essere dei guadi da attraversare. Vi parlo per ciò che sono riuscito a vedere dalla mappa, poi non mi sono informato particolarmente, quindi vediamo. Tempo di percorrenza al navigatore mette 45 minuti, ma un'ora minimo la impiegheremo. Vediamo un po', sono molto curioso. Bellissima, sembra quasi di essere in Kenya, non lo so. È veramente molto figo, considerando che dobbiamo fare molti chilometri di sterrato. Sono in tutto quindi una trentina di chilometri tra andata e ritorno. La cosa giusta da fare sarebbe stata quella di sgonfiare un po' le gomme per viaggiare più comodi, per diminuire un po' le vibrazioni. Sarebbe stato molto più confortevole. Ancora non mi sono attrezzato dello sgonfiagomme e soprattutto del compressore. Ho predisposto lo spazio nel vano motore, ma ancora devo trovare il compressorino che fa il caso giusto, che posso tornare utile in queste situazioni. Come potete vedere, ogni tanto guida anche Claudia, non sono solo io che trasporto a lei, ma ogni tanto anche lei che trasporta a me. Veramente spettacolare. Stiamo per arrivare al punto in cui la strada si interseca con il fiume. Wow, allora siamo arrivati giù nella gola, ora siamo a costeggiare il fiume.
ragazzi, una strada incredibile, incredibile, impressionante a livello naturale. C'è proprio questo canyon, le pareti rocciose, gli animali al pascolo liberi, è veramente bellissimo. Wow, 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 wow. Spero vi stiano piacendo anche le dronate. Sono troppo emozionato, troppo contento. Forse è una delle strade più belle di sempre. Avevamo impostato il GPS per questa posizione perché non sembrava proseguire la strada, quindi questo sembrava l'ultimo punto raggiungibile, un posto incredibile. Infatti c'è uno spiazzo enorme, molto bello, però visto che la strada in effetti continua, quasi quasi ce la tentiamo, vediamo un po' se fa continuare. Pertanto che fa continuare continuiamo, è fattibile. Ok, strada interrotta, c'è la sbarra e da qui in poi si prosegue a piedi. Va benissimo, facciamo inversione, ci fermiamo nello spottino di prima e casomai poi ci sta anche una passeggiata verso Cala Sesina. Eccoci qua, ci siamo sistemati, spottino incredibile, non c'è nessuno. Mi sarei aspettato di trovare almeno un tedesco con fuoristrada e tenda da tetto, invece non c'è proprio nessuno. Super, sono molto contento. Ora ci facciamo un pranzetto qua e poi questo pomeriggio sicuramente andiamo a Cala Sesina. Stiamo facendo il sentiero che ci porterà a Cala Sesina. Stiamo per arrivare alla spiaggia, c'è un generatore che sta facendo casino, è una puzza incredibile, veramente un peccato perché rovina tutta la pace, il silenzio di questi luoghi.
un pugno sullo stomaco, insomma. Infatti, come dicevamo, il tutto per alimentare il chiosco che ci sarà sulla spiaggia e il tutto per accontentare i vizi delle persone, insomma, che per forza sentono l'esigenza di avere un punto di ristoro sulla spiaggia in un posto così selvaggio, dove dovrebbe dominare la natura, non dovrebbe esserci nulla di tutto ciò. Dovresti apprezzato proprio per quello. Esatto, il bello di questi posti è proprio il fatto che non ci sia nulla. Cioè, sono cose belle in determinati contesti. Qui, a nostro parere, non ci stanno a fare nulla. Ovviamente anche a noi farebbe piacerissimo adesso berci una birra fresca, prendere un gelato, qualcosa, ma io personalmente mi rifiuto di finanziare questa roba qua. Che spettacolo di spiaggia. Tra l'altro la spiaggia è anche abbastanza grandetta, completamente deserta, non c'è nessuno. Il colore dell'acqua è... boh, sembra finta. Che stanno facendo irruzione con il barcone appena arrivato. Tra l'altro tutta gente interessata a godersi la spiaggia, la natura, insomma il paesaggio. Talmente interessata che la prima cosa che hanno fatto appena scesa dalla barca è dirigersi verso il chiosco.